Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali anche violenti che abbasseranno leggermente le temperature. Città roventi anche in Veneto. Venezia è la più calda, sarà bollino arancione. Anche a Padova le temperature sopra la media stagionale stanno già mettendo a dura prova le categorie più fragili. Queste temperature possono essere un problema per le persone di per sé, in quanto possono causare soprattutto in soggetti anziani, bambini e donne incinte stati di disidratazione oppure per esempio il colpo di calore. Per evitare questo tipo di situazione è importante prevenire il più possibile idratandosi, mettendosi all'ombra nelle ore più calde ed evitando sempre in questi orari di fare attività fisica e sforzi fisici. Ma il caldo intenso di questo periodo ha portato anche alla proliferazione delle zanzare, soprattutto la zanzara tigre che nel nostro territorio è presente solo nei mesi estivi più caldi. Le zanzare in questo periodo stanno aumentando perché le temperature, come dicevo, sono particolarmente favorevoli, quindi non è sorprendente che proprio la zanzara tigre abbia un po' anticipato il periodo in cui compare. Di solito siamo abituati a vederla intorno a fine luglio, primi di agosto, adesso già verso maggio qualcuno sta lamentando la sua abbondante presenza. Oltre alle disinfestazioni in programma nei vari comuni della provincia, ogni cittadino può fare la sua parte per evitare il proliferare delle zanzare. È importante in questi contesti, soprattutto se si hanno giardini o terrazze, evitare che ci siano ristagni d'acqua in secchielli, annaffiatoi oppure nei classici sottovasi, ma in generale in qualunque recipiente oppure ricettacolo possibile per ristagni di acqua, perché qua le zanzare possono deporre le proprie larve.